È stata inaugurata nei locali del Seminario Vescovile di Vittorio Veneto la mostra Giovanni Paolo I, un Papa inatteso. Da dove nasce l'idea di creare questa mostra? Allora, l'idea non nasce a tavolino, ma nasce da un'esperienza che è quella che mia moglie Milena ha fatto catalogando i volumi appartenuti ad Albino Luciani, e per i quali lei ha praticamente, catalogando, ha incontrato questo uomo straordinario e ne è rimasta affascinata. E quindi da qui ogni sera tornava a casa, mi raccontava qualcosa di questa scoperta, finché alla fine abbiamo deciso di coinvolgersi nel creare questa mostra per la possibilità che quest'uomo sia conosciuto. Una mostra itinerante che oggi arriva a Vittorio Veneto. Vittorio Veneto è una sede molto importante, qui Luciani ha vissuto da vescovo quasi una decina d'anni e ha lasciato un'impronta importante in questi territori, in questa diocesi in particolare, che poi lo ha portato a diventare patriarca di Venezia. Che cosa trova chi viene a visitare la mostra? Trova la possibilità di incontrare non solo un pontefice, ma un uomo che ha vissuto intensamente il suo tempo, che ha abitato intensamente il suo presente e che alla luce dell'esperienza cristiana ha avuto una parola e una paternità su tutti gli uomini del suo tempo. Perché è importante ricordare la figura di Papa Luciani? Innanzitutto perché è stato, dal punto di vista storico e anche per la Chiesa, un punto importante di cambiamento, di innovazione, se possiamo dire, dentro la Chiesa, portando avanti la dorsale del Concilio Vaticano II e facendo fare un passo in avanti alla Chiesa nella risalita alle fonti del Vangelo, nella collegialità, ricerca della pace, e poi perché è un uomo straordinario, un uomo intelligentissimo di una vasta cultura, ma che è rimasto umile e semplice e sapeva portare tutta la sua conoscenza a tutti, grandi e piccoli, con parole semplici.